Matteo Madalosso, uno dei giovani del calcio Padova, grande rivelazione di questo avvio di torneo e anche un bel gol sul finire che poteva riaprire la partita. Sì, abbiamo giocato un po' meno bene rispetto alle altre volte, abbiamo cercato di far girare palla, però non siamo stati bravi a finalizzare. Alla fine abbiamo provato col portiere in movimento, abbiamo trovato il gol, però non è andata bene. Insomma, questo Atletico Bassano però non era niente male, no? Sì, erano bravi soprattutto fisicamente, però diciamo che tatticamente avevano anche delle pecche e si poteva fare di più. E allora cosa ha sbagliato il Padova? Abbiamo girato poco palla, poco aggressivi, diciamo che sotto porta si poteva fare molto di più, abbiamo preso anche dei pali, è andata così. Senti, per un giovane come te come mai calcio a 5 e non calcio a 11? Bah, perché ho provato, è molto bello, si è spazi piccoli però bisogna essere bravi tecnicamente e nella rapidità. Nel calcio poi si tocca molto meno il pallone, qua hai sempre pallone, devi girare, devi farti vedere, devi far coinvolgere i compagni, è molto bello. Dove arriverà questo Padova? Speriamo più in alto possibile, ce la stiamo mettendo tutta, allenamenti, siamo una squadra giovane, quindi sarà difficile, però puntiamo in alto. E a fine anno Madalosso sarà uno dei cannonieri della squadra. Speriamo, 2 gol, speriamo di farne molti altri.